Nell'aprile del 1924 fu inaugurato dal re Vittorio Emanuele III il lago artificiale Omodeo, all'epoca più grande d'Europa, che prende il nome dall'ingegnere che lo ha progettato. A valle, nella diga di Santa Chiara, fu costruita la centrale idroelettrica e sotto la diga una villa che ospitava due famiglie, una del capo centrale e l'altra del vice capo. L'edificio aveva due appartamenti perfettamente simmetrici. Nel piano terra c'era la cucina con il camino, una sala, un piccolo soggiorno e uno stanzino dove era posizionato un telefono collegato con la centrale del terzo. La villa era circondata da un vasto giardino con laghetto, ricco di piante da frutto e palme. In piena guerra mondiale, nel 1941, la diga fu attaccata da aerei britannici che la danneggiarono. A seguito, negli anni 60, la casa fu abbandonata a causa del cedimento strutturale della diga. Il presidente della Repubblica, all'epoca Oscar Luigi Scalfaro, in data 23 gennaio 1997, inaugurò la nuova diga Eleonora d'Arborea, molto più alta e lunga della precedente, ma ciò portò all'innalzamento dell'acqua e tutto venne sommerso, compresa la villa. Ad oggi la villa rimane per la maggior parte dell'anno sommersa e solo nei periodi di siccità riaffiora, mostrando il suo fascino. Da lì prende il nome di Casa Fantasma, che appare e scompare in base al livello dell'acqua. C'è qualche tinta? Scendete giù, vi aspetto al primo piano. Scendete giù, sono alla pianta terreno. Se c'è qualcheduno sopra, venga giù. Siamo in un'altra stanza. Se c'è qualche entità, venga qui. L'accesso. Se c'è qualche entità, venga qui in questa stanza. Ci sono altre persone, quindi l'unico mio strumento sono il K2. Se c'è qualche entità si avvicini.
sono altre persone. Qualche entità, c'è qualche persona della casa che vuole comunicare con me per prendere energia dalla strumentazione, almeno per un saluto. Qualche entità, qualche entità si avvicina a me, al braccio. Guardate, vada via. No. Anche questa è andata, niente di che, il posto è spettacolare.